L'inventore dei coriandoli. A casa mi chiamavano Pagnarol, cioè passero, un soprannome che probabilmente aveva a che fare con la mia attitudine a spiccare il volo, soprattutto con la fantasia. Non è che questo nomignolo mi piacesse un granché, ma quando la questione delle ragazze divenne per me prioritaria, sia i miei fratelli che gli amici lo scelsero come nome di battesimo ufficiale. Pagnarol, si può sapere dove sei stato tutto il giorno? Chiedeva mia sorella Ida quando mi vedeva rincasare con le guance sferzate dal vento, o dalla bora, se c'era la bora. Oh, sei proprio un Pagnarol! Si spazientiva mio padre Giulio, che faceva l'agente di commercio, quando mi chiedeva di aiutarlo a sistemare i suoi conti e io tiravo in ballo lo studio e quell'interrogazione che il giorno dopo, per una serie di imprevedibili circostanze, sarebbe saltata. Non ero più Ettore per nessuno a 14 anni. Ero un passero. E il carnevale del 1876 mi vide svolazzare alla grande, in particolare dal balcone di casa a quello del mio sarto. Quel martedì grasso sembrava che un'aria impertinente avesse preso a soffiare per tutta Trieste. La gente era in ghingheri, i ragazzi passeggiavano in costume e le ragazze si coprivano il volto con una mascherina sostenuta da un bastoncino. Era tradizione allora scambiarsi, o gettarsi addosso se si era abbastanza audaci, dei confetti di gesso. Anche se non erano commestibili come i semi del coriandolo, quei gessetti ne avevano preso il nome e ovunque venivano chiamati così. Ovviamente avrei voluto averne una scorta per gettarli a tutte le belle ragazze che mi capitassero a tiro, ma non ne avevo a disposizione nemmeno uno, perché costavano troppo. Mio padre era tirchio con me per i miei costanti rifiuti ad aiutarlo, e mamma Rosina non scuciva nulla, perché diceva che i soldi non andavano buttati. Ero alla scrivania, con un libro di francese aperto a una pagina a caso, e sentivo gli schiamazzi attraverso i vetri chiusi. La gente aveva invaso le strade con l'intento di divertirsi il giorno che avrebbe preceduto quella quarantena di buon costume chiamata Quaresima. Sbuffavo. Chi me lo faceva fare di stare lì a fingere di studiare? Osservai lo scrittoio. Vi erano appoggiate delle forbici, dei fogli di carta colorata e le solite boccette di inchiostro con le penne d'oca sistemate in un vassoio. Il mio sguardo si fermò qualche istante sull'inchiostro. Poteva servirmi per qualche scherzo? Scartai subito l'ipotesi. Se avessi adoperato l'inchiostro oltre il necessario, mio padre mi avrebbe messo in punizione, e se lo avessi spruzzato addosso a qualcuno dei miei fratelli, mia madre mi avrebbe rinchiuso in quel collegio che sembrava fosse stato aperto proprio per me. Nah, l'inchiostro non mi sarebbe servito a nulla. Eppure qualcosa faceva al caso mio. Poco più tardi lasciai la stanza in punta di piedi e corsi dal mio sarto, che aveva laboratorio sul corso, dove la gran parte della gente si era radunata per esibire il proprio costume e sfilare su e giù al ritmo dell'allegretto che un'orchestrina suonava da qualche parte. «Pognorol, che ti porta qui?» mi salutò Paolo, il sarto, aprendomi la porta. «Che hai in quel pacchetto? Qualche abito da sistemare?» «No, Paolo, sono qui perché mi serve il vostro balcone». «E che ci devi fare?» «Uno scherzo alle mule». «Oh, se per questo il balcone è a tua disposizione. Sono curioso di vedere cosa combini». Lo spettacolo che si vedeva dal balcone sul corso era entusiasmante. Un vortice di gonne, crinoline, abiti di gala, mascherine e parrucche riempiva la strada. Appena un gruppo folto di persone sostò sotto il balcone dove mi ero piazzato, feci quello che avevo in mente. Le carte colorate ammucchiate sullo scrittoio erano state promettenti. Le avevo sfogliate una a una con interesse. Poi avevo impugnato le forbici e iniziato a tagliare i fogli in lunghe strisce che avevo poi sminuzzato in minuscoli triangoli. Non erano confetti di gesso quelli che avevano riempito lo scrittoio, ma sarebbero stati utili allo scopo. Avevo accartocciato i triangoli di carta in un foglio da pacchi ed ero sgattaiolato da Paolo il sarto. Sul balcone del suo atelier aprì il cartoccio nel momento che mi pareva più propizio e gettai i triangoli di carta sulla folla sottostante. Una pioggerellina multicolore tinse per un attimo il cielo e l'aria fece il resto. I triangoli si posarono sugli abiti, sulle parrucche, sulle gote delle ragazze e ai tre mustacchi di un signore accigliato che, visto dall'alto, assomigliava al mio insegnante di fisica. Infine scesero a terra, formando una pozzanghera arcobaleno.
Io ero piegato in due dalle risate. Uno scherzo riuscito e anche se da sotto il balcone si levò un nugolo di grida, rimbotti e insulti, io non riuscivo a smettere di sganasciare. Anche il sarto rideva e quando pochi minuti dopo sentì il campanello della porta suonare e andò ad aprire, aveva le guance rosse e gli occhi umidi. La sua espressione mutò appena vide profilarsi sull'uscio la figura di una guardia. «Chi è stato?» chiese questa in tono perentorio. «A gettare quei pezzetti di carta dal balcone?» Devo dire che l'onestà e la schiettezza sono sempre state due delle doti di cui posso andare fiero e che credo di non aver mai perduto. Feci un passo verso la guardia, tenendo ancora tra le mani il cartoccio in cui erano rimasti pochi pezzetti di carta colorata, la prova inconfutabile di quello che avevo fatto. La prova di quello che stavo per dire. «Sono stato io», risposi con la sfacciataggine dei miei 14 anni. «Ho gettato dei coriandoli per salutare il carnevale». «Ma quali coriandoli? Questi sono pezzi di carta che hanno fatto un disastro! La gente e la strada ne sono pieni!» La guardia era indispettita, ma io non riuscivo a togliermi dal viso un'espressione compiaciuta. Ero convinto che lo scherzo avesse avuto un esito esilarante e che piccoli pezzi di carta colorata che per un attimo avevano volteggiato nel cielo e sulle teste della gente avessero rallegrato la città più di ogni mascheramento. «Ora ti sequestro il cartoccio, ti faccio un verbale e dovrai pagare una contravvenzione per il tuo gesto. Come ti chiami?» «Pagnarol», risposi d'un fiato alla guardia. Ma questo avrei dovuto risparmiarmelo. Mia madre e mio padre non la presero bene. Quando un messo venne a recapitargli un atto giudiziario in cui mi si accusava di aver compiuto un gesto contrario all'ordine e alla decenza pubblica e di aver dato un ufficiale delle false generalità, mia madre Rosina divenne pallida e si accasciò sulla prima sedia che trovò accanto. Mio padre si arricciò un baffo, aveva preso a portare i mustacchi come nonno Carlo, e tirò fuori dall'archivio delle espressioni burbere quella che gli sembrava più adeguata. I miei fratelli, Ida, Carlo e Guido, che origliavano dietro una porta semichiusa, scoppiarono a ridere e si allontanarono correndo dal salone. Una volta che il messo se ne fu andato, i miei genitori si rilassarono. Dissi loro che avevo fatto un innocuo scherzo di carnevale, avevo creato dei coriandoli leggeri, impalpabili ed economici, che avevano regalato un po' di colore a chi passava sul corso. Aggiunsi che ne ero molto soddisfatto. Mio padre sospirò, si avvicinò a me con passo lento, mi guardò fisso negli occhi e disse: «Come ti è venuta questa pazza idea? Hai davvero un ingegno fuori dal comune, Ettore. Se tu applicassi le tue intuizioni e la tua creatività allo studio sarebbe meglio, ma questa te la faccio passare. Però il prossimo anno i coriandoli li voglio lanciare anch'io. Magari a tua madre, magari qui nel salone, così passerà l'intera giornata a spazzarli via». Mamma aveva ripreso il suo colore naturale. Si alzò dalla sedia e pronunciò una specie di assoluzione. «Siete incorreggibili», disse. «Tutti e due». Ettore di questa storia è l'ingegner Ettore Fenderl. È stato uno scienziato e un ingegnere di fama internazionale. Ha brevettato una centrale per la produzione dell'acetilene, ha fondato il primo laboratorio italiano per le ricerche radioattive e ha contribuito a progettare una delle prime metropolitane del mondo, quella di Vienna. Eppure, a distanza di più di 50 anni dalla sua morte, questo straordinario personaggio coi mustacchi è ricordato nel mondo solo per un'invenzione fatta da Puteo, quando era senza soldi, senza troppa voglia di studiare, voleva solo fare il bullo con le ragazze. Per noi Vittorio Veneto è famoso perché per sua volontà i suoi terreni, dopo la sua morte, sono stati dedicati a diventare Parco Fender, a nome suo e di suo figlio Flavio.